Bentornati, rieccoci qui allo Scrigno del Calcio, una nuova puntata, e vi ricordo che lo Scrigno del Calcio è il canale che ogni giorno vi racconta una storia di calcio. Andiamo a ripescarle da tutte le epoche possibili e immaginabili. Nelle prossime settimane vi racconterò anche alcune storie proprio degli albori del calcio, dei primi del Novecento, che naturalmente non ho vissuto in prima persona, ma che sono andato a pizzicare e a racimolare qua e là. Oggi però vi riporto indietro nel tempo, ma non tantissimo. Vi riporto alla stagione 89-90, raccontandovi la storia di Giovanni da Silva, brasiliano che doveva incantare Bologna e che in realtà non ci è riuscito un granché. Prima di raccontarvi la storia, come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, quindi se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi, lasciate like, commenti, insomma supportate il canale come più e meglio potete. E già che ci siete, iscrivetevi anche ai nostri social, o meglio seguiteci sui social, il Popolo del Calcio anni 90, che è sia su Facebook che su Instagram, e il Popolo del Calcio, che è il blog dove oltre a storie simili a questa ci sono gli approfondimenti sul fantacalcio, sulla Serie A e sulle maglie. A proposito di fantacalcio, chissà, non esisteva ancora, non era stato ancora inventato nel 1989, era quasi vicino all'invenzione di questo gioco che ci portiamo ancora oggi dietro. Ma chissà, forse Giovanni sarebbe stato pagato tanto per il clamore, per l'attenzione e per le premesse che c'erano nell'estate del 1989, sarebbe stato forse un pezzo pregiato alle aste nel centrocampo, e forse si sarebbe fatto meglio invece a starne alla larga per la resa. Adesso vi racconto anche il perché. Il presidente del Bologna nel 1989 è ancora Luigi Corioni, il presidente che poi ha fatto le fortune del Brescia negli anni 90 e anche all'inizio degli anni 2000, che è molto ambizioso. L'allenatore è Luigi Maifredi, che ha riportato il Bologna in Serie A nel 1988 e nella stagione 88-89 ha fatto vedere forse il calcio più bello, insieme al Milan di Sacchi, in Italia, addirittura forse più divertente dell'Inter dei record, che ha stravinto meritatamente il campionato, ma che giocava un po' anche all'italiana, come Trapattoni. Era un rullo compressore, una squadra talmente potente, talmente forte, che era anche bella da vedere, ma forse lo spettacolo che dava il Bologna era diverso, una squadra molto brillante. Nella stagione 89-90 il Bologna vuole affermarsi in campionato e, se possibile, vuole raggiungere anche l'Europa, la qualificazione in Coppa UEFA. Il pezzo pregiato della campagna acquisti della squadra rossoblù è proprio questo fantasista Giovanni da Silva, brasiliano. Addirittura, quando viene annunciato il suo acquisto, Corioni dice: io ho portato a Bologna uno dei 5 migliori giocatori del mondo. Ecco perché vi dicevo che le premesse erano davvero molto molto alte. E perché Giovanni è considerato così? Perché è un giocatore di enorme talento, con grande visione di gioco, il classico brasiliano dai piedi buoni, con un tiro da fuori area, si dice, davvero atomico, tant'è che si dice che in allenamento lui appendesse una maglietta all'incrocio dei pali e la centrasse puntualmente su calcio di punizione. Premesse alte, grandi ambizioni. Bologna poi è una città molto appassionata e anche molto competente dal punto di vista calcistico, per cui si innamora anche dei giocatori di grande talento e aspetta di vedere questo calciatore dal vivo. Tant'è che l'attesa è talmente alta che nelle prime giornate ci sarà uno striscione leggendario nella curva del Bologna, testimoni di Giovanni. L'inizio è invece tutt'altro che incoraggiante, perché il brasiliano si dimostra molto bravo con i piedi, ma anche altrettanto lento. In Italia la lentezza difficilmente viene premiata, perché i difensori, intanto le squadre, anche le più scarse, sono molto organizzate da un punto di vista difensivo, da un punto di vista tattico, e non c'è quella possibilità di pensare, di riflettere. In Italia devi giocare rapidamente, non c'è tempo di pensare, come ad esempio c'è in Sud America e come c'è in Spagna, dove le marcature sono più larghe, dove ci sono
degli spazi anche più aperti. Questo si nota anche con dei calciatori di oggi che fanno fatica ad imporsi in Italia. A me viene in mente Chukwueze del Milan, che in Spagna aveva delle praterie in cui poteva sprigionare tutta la sua velocità, la sua potenza e i suoi dribbling. In Italia non ha tempo e non ha spazio di fare questo, e se non impara a giocare in maniera diversa difficilmente avrà poi la possibilità di imporsi. E questo succede, seppur con caratteristiche diverse, a Giovanni Silva del Bologna, tant'è che dopo qualche partita iniziano i primi mugugni ed iniziano i primi giudizi negativi nelle pagelle, sui giornali, anche in città ci si interroga se davvero l'acquisto sia stato azzeccato o meno. Uno dei pochi a difendere il brasiliano è proprio Maifredi, che se lo coccola e lo protegge come farà con Roberto Baggio alla Juventus, perché è innamorato di quel talento. E poi arriva, io intanto vi ho portato anche l'album dell'89-90, questa è la pagina del Bologna 89-90. Adesso vi faccio vedere anche la foto proprio di Giovanni, eccolo qua, è lui. Arriva il 5 novembre del 1989, si gioca Fiorentina-Bologna, il Bologna non vince da settembre, è in difficoltà, nessuno si aspetta che possa sbancare lo stadio Franchi, peraltro nel sentito derby dell'Appennino fra Fiorentina e Bologna, e invece all'improvviso arriva Giovanni che segna un gol bellissimo da 30 metri, un siluro da 30 metri che si insacca, e al 78esimo il Bologna vince 1-0 a Firenze. Può essere la svolta, e invece sarà un fuoco di paglia, perché da quel giorno di novembre fino all'inizio dell'anno nuovo nessuno sentirà più parlare di Giovanni. Tra l'altro lui si ambienta anche poco con il clima di Bologna, non esce quasi mai di casa, oltretutto forse sbaglia anche ad andare a vivere in campagna, e già a novembre, a dicembre il clima è diverso da altre regioni d'Italia, per non parlare del Brasile, perché alle 3, alle 4 di pomeriggio si alza la nebbia, lui rimane affacciato alla finestra a guardare di fuori, più che altro a non vedere nulla e a chiedersi forse che cosa sia questa strana membrana trasparente che gli impedisce di guardare di fuori. Io non credo che in Brasile abbiano mai visto la nebbia, e fa fatica a giocare con il freddo, fa fatica probabilmente a capire questo clima, e ovviamente anche a imporsi in Italia e in Serie A. A portargli fortuna, per modo di dire, è la Fiorentina, che si ripresenta sulla strada del Bologna ad inizio gennaio. Si gioca allo stadio Dallara, Bologna-Fiorentina di Coppa Italia, vince il Bologna 3-2 e Giovanni segna su calcio di rigore, fa 2-2 contro la Fiorentina. I tifosi sono contenti, quantomeno per questo derby dell'Appennino che viene vinto 2 volte su 2 dal Bologna. E poi c'è l'ultimo acuto di Giovanni in Italia, che è il 18 febbraio del 1990, il Bologna gioca in casa contro l'Ascoli, passa in svantaggio, per l'Ascoli segna un brasiliano che invece in Italia ha fatto davvero molto bene, che è Walter Casagrande, il Bologna pareggia e poi Giovanni su calcio di rigore decide la partita, che il Bologna vince 2-1, sarà questo l'ultimo acuto del brasiliano in Serie A e in Italia. Giovanni se ne va, andrà a giocare in Germania nel 1990, nell'estate del 90, chiuderà la sua esperienza in Serie A con 27 presenze e 2 gol, più il gol in Coppa Italia, probabilmente tradito dal mancato ambientamento in Italia, dalla nostalgia per il clima e per il calcio del Sud America. Sembra un po' la storia narrata nel film L'allenatore nel pallone con Lino Banfi, del brasiliano Aristoteles, con la differenza che lui poi fu decisivo per la salvezza della Longobarda nel film. Giovanni invece fu abbastanza il suo contributo fu abbastanza inconsistente nel Bologna, che riuscì a guadagnare anche l'accesso in Coppa UEFA grazie anche alle vittorie nelle coppe europee
della Juventus, del Milan e della Sampdoria, che liberarono posti anche per squadre di classifica, quasi di centroclassifica. Quello era un film, la storia di Giovanni è stata una triste realtà, o quantomeno una realtà poco importante e poco rilevante per il Bologna, nonostante le premesse fossero veramente tanto alte. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguiteci sui social, fate tutto quello che vi ho detto all'inizio, mi raccomando. Ciao a tutti.